Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Si respira aria da playoff all'Olimpico, aria buona. Il nuovo Torino di Lerda arriva da 3 vittorie consecutive e riempie così lo stadio per il posticipo della 36esima giornata di Serie B-Win contro la Reggina. Reggina che è in mezzo a una mini crisi, non vince dal 1° di marzo quando batté 2-1 il Frosinone, poi 4 pareggi e 2 sconfitte. L'arbitro dell'incontro è il signor Ciampi di Roma. La partita ci mette un po' a carburare, infatti al 7° minuto calcio d'angolo di Gasbarroni, ma il colpo di testa di Bianchi è soltanto un comodo passaggio a Puggioni. Bisogna così scivolare intorno al 20° per vedere qualcosa di concreto ed è il Torino a farlo vedere in profondità. Va Gasbarroni, sinistro deviato da Puggioni, poi Cosenza salva e pulisce l'area. Rivediamo ancora il salvataggio di Cosenza. L'azione prosegue e di testa Pagano costringe Puggioni ad alzare in calcio d'angolo con il difensore Costa letteralmente sovrastato dall'attaccante del Torino. Però alla prima occasione la Reggina punge, è una ripartenza orchestrata da Colombo che poi va sull'esterno per Rizzato, cross di prima intenzione, arriva Danti, colpo di tacco e la Reggina è in vantaggio al 22°. Torino 0, Reggina 1, gol di Domenico Danti. Aveva giocato soltanto una mezz'ora fino a prima di questa partita, primo gol in Serie B-Win per lui, un gol capolavoro. La reazione del Torino sta in questa punizione violenta di Bianchi con Puggioni che sposta la sfera in calcio d'angolo. Il primo tempo finisce qui quindi con la Reggina in vantaggio per 1-0. Si riprende con De Rose in campo al posto di Montiel. Tatticamente Azzori non cambia la sua Reggina, così come resta invariato il Torino. La Reggina si fa subito vedere, è più pericolosa all'inizio della ripresa con Campagnacci che costruisce di prepotenza un cross teso sul quale Rubinho deve tuffarsi per respingere a volare. Al quarto d'ora il Torino è in difficoltà, allora prova ad aiutarlo la Reggina. Cosenza, retropassaggio sbagliato, Bianchi contro Puggioni, tutto solo, piattone, errore colossale del capitano che apre troppo il destro e manda a lato, forse anche per colpa di un rimbalzo malefico del pallone. Il Torino però si piazza nella metacampo della Reggina e prova a cercare il pareggio. Si cerca soprattutto Bianchi, girata di testa, questa volta non trova la strada giusta, non trovano la strada giusta i giocatori del Torino anche al 72°, all'83°, prima al 72° con un mancino di Sgrigna. Sgrigna lavora palla al limite dell'area, sinistro largo. Passano 10 minuti, la Reggina non reagisce, aspetta a trascorrere il tempo. Questa volta all'83° il Torino ancora avanti con Antenucci, destro che non trova fortuna. Quando ormai tutto sembrava finito però la partita cambia, siamo al minuto 88, ancora una volta un cross di Sgrigna e per Bianchi il capitano tutto solo, colpo di testa e c'è il gol, il pareggio. Il Torino pareggia all'88°, Rolando Bianchi, 16° gol in campionato all'Olimpico di Torino, non segnava dal 19 febbraio contro il Pescara, esplode l'Olimpico per l'1-1 ed è il gol che fissa il risultato finale, così come all'andata. Nervi tesi nel finale dopo il triplice fischio di Ciampi, 1-1 con il Torino che resta quinto proprio con un punto in più sulla Reggina di Azzori.